Cosa succede se due buchi neri simili si scontrano? Due buchi neri che si scontrano potrebbero andare in collisione fondendosi ed emettendo una grande quantità di onde gravitazionali, o potrebbero non concludere mai questo giro di valzer cosmico, restando separati una distanza finale di 3,2 anni luce, teoria nota come problema dell'ultimo parsec. Recenti studi teorici ipotizzano che, quando due buchi neri di massa e con caratteristiche di rotazione simili vanno verso l'efusione, le onde gravitazionali emesse non si propaghino isotropicamente nello spazio, cioè in tutte le direzioni a partire dal centro dei due buchi neri, ma che abbiano una direzione preferenziale, come un getto. Adesso vi lascio un video che mostra il primo caso, con il rispettivo suono che emette questo fenomeno.